Si candida sindaco lei o andate con Peghin? Dai. No, la cosa certa è che il centrodestra sarà unito Eh, quindi diciamo, e quindi sul chi l'importante non non è è tanto. detto, sul chi non è detto, questo vuole... No, allora, con molta tranquillità. Io sono sono a disposizione, ma quello che a me interessa e stiamo lavorando, che adesso è molto serio, sono molto serio, è un progetto che serve ai padovani e che Padova possa tornare veramente a correre. Non si sbilancia Enoch Soranzo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Il suo nome spesso era rimbalzato come possibile candidato a sindaco di Padova nelle prossime amministrative, in contrapposizione al nome del civico Francesco Peghin. Soranzo, ospite ieri sera del talk show Ring di Antenna 3, sottolinea la volontà del centrodestra di correre unito, ma sul nome del candidato non si fa sfuggire nulla e infatti oggi è iniziato il percorso di dialogo. Nella sede della Lega Noventa Padovana c'è stato il primo incontro tra i vertici regionali di Fratelli d'Italia e quelli del Carroccio. Sul piatto non solo le sorti elettorali di Padova, ma anche quelle di Verona, dove l'accordo sul nome di Federico Sboarina è ormai chiuso, e Belluno. Il confronto tra i due principali partiti del centrodestra, soprattutto sui programmi, prossimo passo invece nome ed eventuali spartizioni di assessorati. Il sentimento che si percepisce tra chi ha partecipato all'incontro è quello della fiducia. Presto potrebbe esserci l'intesa per Padova, dunque, sul nome di Peghin. Prossimo incontro lunedì 21 febbraio, nel frattempo verranno coinvolte le rappresentanze sul territorio dei partiti.